come si trasmette il valore di un'azienda di famiglia senza mettere a rischio il patrimonio costruito in una vita? È possibile gestire il cambio al vertice garantendo serenità sia a chi lascia sia a chi entra? In questa puntata scopriamo come pianificare il futuro della tua impresa per farla crescere oltre le generazioni. Benvenuti a Conti alla mano. Ciao, sono Gianluca Dotti e questo è Conti alla mano, lo spazio di BVR Banca Veneto Centrale dedicato all'educazione finanziaria che parla la lingua di tutti i giorni. In ogni episodio, insieme a un esperto della banca e a un ospite, esploreremo le scelte economiche che contano, dal primo risparmio alla tutela della famiglia al passaggio generazionale, per dare risposte concrete ai progetti di domani. In questa puntata, in particolare, abbiamo come tema quello del passaggio generazionale che affrontiamo insieme ai nostri due ospiti, che ringrazio per essere qui con noi. Alla mia sinistra Carlo, che è Operation Manager di Unimec, che è una realtà che dal 1992 si occupa di assemblaggi meccanici conto terzi e che ha da raccontarci un'esperienza che ha vissuto e sta vivendo in prima persona di passaggio generazionale. E invece alla mia destra, come esperto di BVR Banca Veneto Centrale, abbiamo Filippo, che è un esperto di wealth management, di gestione del patrimonio e non solo. Filippo, raccontaci subito in due parole di che cosa ti occupi. Ben volentieri, ciao a tutti. Io sono circa 20 anni che mi occupo di tematiche di wealth management, che è un parolone, un inglesismo che in soldoni, conti alla mano, cosa vuol dire? Vuol dire che io ho la mission di affiancare gli imprenditori lungo il loro percorso che è tutt'altro che rettilineo, è un continuo saliscendi, 1000 tornanti, 1000 imprevisti, 1000 lavori in corso, e l'obiettivo della banca, e quindi il mio, è affiancare e camminare insieme all'imprenditore nel continuo, nel durante, non con interventi spot, ma proprio camminare insieme e condividere ciò che può succedere nel futuro e provare a prevedere ciò che può succedere, perché dobbiamo avere noi, o meglio l'imprenditore, sempre e comunque il timone in mano. Se tu vieni nel mio ufficio, io ho un quadro con una famosa frase di Seneca che dice: non esiste vento favorevole per un marinaio che non sa dove andare. L'obiettivo della banca e l'obiettivo mio, in nome per conto della banca, è proprio quello di cercare di condividere con l'imprenditore qual è il miglior modo per raggiungere l'obiettivo. Insomma, siamo partiti altissimi già con Seneca e Filippo, insomma, ci hai fatto capire che sei l'esperto giusto per affrontare questo tema e capire quali sono anche gli impatti e le conseguenze a livello culturale che si porta dietro. E allora, Carlo, vengo da te perché ci piacerebbe farti raccontare un po' il tuo percorso, la tua storia e che cosa ha significato e sta significando per te il passaggio generazionale con la tua impresa. Intanto io non ho un quadro di Seneca, ma ho una scritta su una lavagna fatta con un pennarello con scritto "non c'è un piano B". Quindi è per far capire un po' quello che è stato un po' la mia idea di rientrare in azienda, perché terminati gli studi ho cercato, nonostante la mia famiglia volesse che io entrassi subito in azienda, di fare un'esperienza in un'azienda multinazionale per capire un po' di logiche diverse da quelle che comunque io avevo sempre visto, perché l'azienda è nata nel 92, io sono l'86, per cui sono cresciuto, io dico sempre agli amici che andavano ai centri estivi d'estate, io andavo in azienda perché volevo vedere cosa faceva mio padre, quindi pulivo il capannone, facevo tutte quelle attività che potevo fare. L'hai vista nascere e crescere proprio. Sì. Quindi ho cercato a un certo punto di staccarmi perché un domani, comunque l'idea, sai, io sono il figlio maggiore di 3, cercavo un modo per tornare e portare beneficio in qualche modo, quindi ho fatto un'esperienza fuori, fin tanto che sarei dovuto partire per andare all'estero per un piano di internazionalizzazione all'interno dell'azienda. In quel momento lì mi sono detto forse è il momento di tornare, anche perché tutti i Natali, quando tornavo in azienda a salutare i ragazzi, mi dicevano quando torni? E un anno gli ho detto torno ad agosto, quindi è partita così un po' la mia esperienza, la mia seconda vita in azienda. Io dico sempre che è la seconda vita. Sono passati 11 anni da quel giorno e devo dire che di strada ne abbiamo fatta tanta, è stata un saliscendi imprevedibile. Io ho avuto la sfortuna
di entrare nella gestione un po' più spinta del 2019, quindi prima prova Covid, poi sappiamo cosa sono successe ogni anno ne succede una, e dico sempre a mio padre e al suo socio: voi non avete visto tutto questo che stiamo vivendo in 5 anni negli ultimi 20, quindi ogni tanto fidatevi, perché probabilmente noi più giovani abbiamo una lettura della situazione diversa da quello che è stato, dove è vero che ci sono stati anche prima di adesso delle problematiche a livello economico, ma non sono mai state così impattanti e così frequenti. Quindi un po' questo, un po' quello che posso dire dell'inizio di questa nuova attività in azienda di famiglia, appunto. Sicuramente stiamo vivendo, insomma, degli anni, dei tempi che sono straordinari, tra Certo. virgolette, e che pongono delle sfide poi oggettive a tutte le aziende. Mi piacerebbe chiederti di raccontarci anche un po' a livello personale. Tu ci hai raccontato di come già da bambino comunque abbia affiancato la storia e la crescita dell'azienda, il rapporto che comunque è rimasto. Qual è stata però nel momento anche della sfida, del passaggio generazionale, la sfida nella sfida che hai sentito di più? È stata una sfida, una montagna incredibile da scalare, lo è tuttora, perché diciamo sia mio padre che il suo socio e anche i soci che hanno fondato l'azienda in 5 soci in realtà, e 3 sono andati in pensione, per cui adesso restiamo in 2 famiglie fondamentalmente. In quella fase dove mi hanno chiesto appunto di dare una mano e dare il mio contributo, le sfide erano importanti perché l'azienda doveva fare un salto quantico, perché era molto legata a un paio di clienti, con attività, si è sempre fatto così, quindi arriva Carlo, chissà cosa vuol fare, ma che esperienza ha, non ha mai lavorato qui, un po' tutte queste dinamiche che conosciamo. E un po' con l'esperienza che ho fatto fuori, ti dico la verità, mi è servita tanto, anche per avere un po' di pazienza alle volte, cosa che io non ho, perché mi piacerebbe fare tutto subito e vedere i risultati delle cose molto, molto immediatamente, molto velocemente. Però pian pianino ho visto che le cose potevano cambiare. Nel 2019 abbiamo voluto espandere l'azienda e mi sono preso l'onere di seguire i lavori proprio di costruzione, di ristrutturazione in realtà di un capannone, che l'ho fatto un po' con delle logiche totalmente diverse da quelle che c'erano. E i ragazzi il 1° agosto del 2019, quando sono entrati, erano disorientati, perché un'azienda dove le porte erano bianche e sono tuttora bianche in una metalmeccanica, e tutti mi dicevano: ma sei pazzo. È disruptive come sì, però dicevo sempre quello che avevo imparato nell'azienda tedesca: se tu trovi pulito, lasci pulito, e se sporchi devi pulire subito, perché altrimenti c'è qualcuno che ti fa un mazzo così a un certo punto, no? E quindi un po' tutte queste idee un po' diverse le ho messe tutte dentro a questo nuovo capannone, che in realtà è diventato un po' il fiore all'occhiello di tutto quello che facciamo, cioè è un biglietto da visita importantissimo. Sotto questo aspetto siamo cresciuti, perché da 2 clienti siamo passati a 7 clienti, fatturato in aumento, nonostante un po' le difficoltà del momento, perché ci sono, negli ultimi anni ci sono delle grosse difficoltà, un po' anche nel reperimento del personale, ma lì non posso dire nulla, perché la nostra media d'età, siamo passati da 50 anni a 28 anni, non perdendo specificità o qualificazione, anzi cercando di prendere persone che non avevano qualificazione per portare dei nuovi modi, no? di vedere anche le cose. Siamo passati da avere un computer in ufficio a avere 10 postazioni all'interno dell'area produttiva, per cui cose che non si sarebbero mai dovute fare, ascoltando un po' quelle che sono state le cose iniziali, però hanno portato anche consapevolezza nelle persone che lavorano in azienda. Quindi è stato un po' questo il mio percorso. Sfide, tuttora nell'economia odierna, e non si riesce a fare una pianificazione. Io è 3 anni che sto cercando di fare un piano industriale, ogni 6 mesi quel piano industriale che ho scritto lo butto via, perché non è più... Quindi
anche fare per una PMI di 20 dipendenti, fare un piano industriale a 3-5 anni è comunque una cosa non scontatissima, non scontatissima. Per cui io cerco un po' di accelerare sempre le attività, ogni tanto perdo qualcuno, devo tornare indietro a riprenderlo, ma un po' l'approccio che io adotto un po' in queste sfide è un po' questo. Grazie Carlo. Filippo, nel racconto dell'esperienza di una singola azienda è emerso come il passaggio generazionale non sia una formalità, un atto notarile, ma sia qualcosa che si porta dietro culture, trasformazioni, nuovi input. Che ruolo può avere una banca in tutto ciò? Grazie. La banca non è la banca concepita come 30-40 anni fa, che era la classica banca che erogava il credito o ti forniva il bancomat o andavi a prelevare le 20.000 lire per il nipote. La banca è un partner di fiducia nel continuo con l'imprenditore, proprio perché, come ha appena detto Carlo, le cose sono in continua evoluzione. È impossibile mettere nero su bianco qualcosa che di sicuro si verificherà fra 5 anni, nell'esempio suo. E la cosa importante, e mi permetto di precisarlo, è che Carlo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, trasmette tantissima emotività, trasmette tantissima voglia di fare, cioè trasmette tantissimo capitale umano. Perché in qualsiasi azienda, che sia un'azienda vera e propria con partita IVA o che sia un'azienda, una famiglia, che anche una famiglia è un'azienda, comunque devono esserci sia il capitale economico che il capitale umano, e il capitale umano deve essere sempre maggiore del capitale economico, però devono innestarsi tra di loro. E Carlo giustamente, ma come in tantissimi casi, è concentrato e focalizzato al 100% sull'azienda. Non ha un piano B, e proprio perché non ha un piano B tutto deve filare. Però le cose non vanno come sempre devono andare, e quindi a monte bisogna tutelarsi con una pianificazione, e di qui che la banca interviene con una consulenza nel durante preciso, una pianificazione patrimoniale e successoria. Carlo ha in corso un bello scoglio, e complimenti che lo stai affrontando, che è il passaggio generazionale di un passaggio di azienda tra parenti. Perché il parente sì è un pro, ne parlavamo anche prima, ma è anche un contro. E un'azienda abituata a lavorare con un determinato modo, che deve evolversi, non è un socio terzo che entra, è un socio parente cresciuto lì, che deve essere un pro e deve essere visto come un pro. E la banca cos'è che può fare? Può affiancarsi e andare a controllare che sia tutto a posto. Non diamo per scontato alcune cose. Come è scritto lo statuto? Quanti soci ci sono? Maggioranza, minoranza? Se uno di essi viene a mancare, primo grande tema. Se uno di essi viene a mancare temporaneamente, per n mesi, n anni, e se uno per assurdo vive fino a 110 anni, se suo papà o mio papà vive fino a 110 anni, quando verrà la successione? Quando verrà la successione? E se è stata fatta la successione, è stata fatta in modo congruo? Adesso, permettimi, ti provoco in modo bonario. Non rispondermi, ma hai fatto testamento? Questo è un bel tema. Tu giustamente sei nell'auge, nel pieno, stai cavalcando l'onda dei 40 anni, come me, grandi, e ti sei anche, se posso dirlo, ti sei anche appena sposato. Il fatto che tu settimana scorsa ti sei sposato, a livello legale e a livello di pianificazione patrimoniale, hai cambiato il mondo. Certo. Perché la tua attuale moglie fino a una settimana fa era una sconosciuta, adesso di diritto le spetta il 50% del tuo, del tuo patrimonio. E nel bene e nel male, nel senso che se tu oggi, se dopo andiamo a berci un caffè, attraversando la strada ci prendono sotto e andiamo a vivere al piano superiore, e tua moglie entra in azienda e non ha, per quanto sia brava tua moglie, non ha le stesse skill, capacità e testa come te nell'azienda, ok? E tante volte basta, tra virgolette, dedicare un tot di minuti all'anno per essere consapevoli. Il termine più importante secondo me è la consapevolezza di ciò che è tangibile e di ciò che non è tangibile, dei rischi e delle opportunità tangibili e dei rischi e delle opportunità non tangibili, nel bene e nel male, perché è ovvio che tutti si auspicano che le cose vadano
per la retta via. È giusto non avere un piano B, ma proprio perché non voglio avere un piano B, mi creo io un piano A 2.0. Me lo scrivo io in modo proattivo, perché se sto passivo e mi affido al codice civile scritto nel 1942, se io guardo il mio albero genealogico, cioè il mio nucleo familiare di persone, di miei parenti che nel 42 erano vivi, ce n'è solo uno. Nel 42, dal 42 oggi è cambiato il mondo, eppure noi ci affidiamo a questi articoli. E poi abbiamo la possibilità di personalizzarli, di favorire il passaggio generazionale che c'è, perché nella pratica il timone è palese che ce l'hai tu e tuo padre ti sta affiancando, gli altri soci comunque ti stanno affiancando, ma tu stai già iniziando inconsapevolmente, o anche secondo me più che consapevolmente, a darlo a tuo figlio, perché l'imprinting, la forma mentis è, certo. Dopo magari fra 20 anni tuo figlio dirà, guarda, voglio andare, mi dedico ad altro. Certo. E la cosa importante è essere consapevoli di ciò che, se succede un piano B, non voglio che sia quello il piano B, voglio che sia un piano A che ho scritto io, di mio pugno. Il fatto che lui abbia la tavoletta che ho scritto io, ce l'ho scritto io, è quella la cosa più importante. E la banca cosa può fare? Può affiancare gli imprenditori su queste tematiche nel durante, perché oggi Carlo scrive un testamento, settimana scorsa che non era sposato aveva un altro testamento, sì. Fra 3 settimane può cambiare testamento perché cambiano i soci o cambiano le sue esigenze. E mi permetto anche di dire che ora che le cose vanno bene è un non tema, ok? Non dobbiamo dimenticarci che l'importanza dello scrivere a testamento, o comunque guardare al domani, meno soldi hai, più importante è. Certo, per valorizzare quello che c'è e quello che c'è da tutelare. Nella parola consapevolezza che hai usato più di una volta c'è anche, mi sembra di capire, il porsi dei problemi che magari non tutti hanno, come dire, la cultura, la preparazione fin dall'inizio di immaginare davanti a loro. Quindi diciamo il campo dello sconosciuto che però merita di essere attenzionato. Allora volevo chiederlo a te, Carlo, nel tuo percorso quali sono state le cose che hai scoperto di non sapere, quindi quelle che poi sono arrivate via via e hai detto, all'inizio nessuno mi aveva avvisato che c'era anche questo di cui preoccuparmi. Tutti i giorni ogni volta che lo dico sempre, quando alzo la Claire dell'azienda, scopro cose che il giorno prima non pensavo di dover affrontare. Quindi in realtà io cerco sempre di banalmente informarmi, tenermi aggiornato, stare tra le persone. Una cosa diversa che abbiamo io e mio padre è appunto vivere l'azienda fuori dall'azienda e non solo dentro, in maniera molto veneta, al capannone, e quindi cercare di essere anche influenzato da ciò che succede fuori e cambiare tutto, anche il pensiero che avevo il giorno prima, ma se è cambiato il mondo fuori bisogna aggiornare quel pensiero, non avere niente scritto nella pietra. Poi una cosa sul piano B, io ne ho parecchi di piani B, però chiaramente non posso dimostrarlo e darlo, diciamo, per assodato a tutti quanti e dichiararlo. Nella difficoltà appunto che succedono, nelle questioni quotidiane che succedono, vengono variati anche questi piani B, cioè quindi vengono aggiornati in base a quelle che sono le cose che succedono nel mentre. Le difficoltà e la consapevolezza nasce dalle difficoltà, perché appunto ti metti in gioco, ti metti a nudo davanti alle cose, e per il ruolo che sta crescendo, che mi sta che ho, diciamo, sulla pelle, come seconda pelle, se io non mi mettessi in dubbio, in discussione, non potrei mai mettermi davanti a spiegare o a stimolare un po' quello che è il ragionamento delle persone che lavorano con me.
Una cosa che mi incuriosiva era anche, diciamo, la compresenza di più generazioni, nel senso che abbiamo parlato, insomma, di tuo padre, della tua generazione, ovviamente, insomma, adesso è ancora molto giovane, però c'è anche quella che viene dopo di te, e quindi, come dire, creare un collegamento, quasi un patto, no? Certo. Hai detto la parola giusta, che è proprio patto. Io ricopro anche dei ruoli all'esterno dell'azienda di famiglia, e appunto in quegli uffici noi parliamo di patto generazionale. Patto generazionale perché in effetti non c'è un passaggio, perché se fosse per chi viene prima di noi non ci sarebbe mai. 110 anni è un esempio giusto, quindi finché ci sono ci sarò io, no? Ma invece va fatto, secondo me, un patto. Ci sono anche 1000 modi legalmente per fare dei patti. Ci sono i trust, c'è il patto di famiglia, ci sono tantissime cose che si possono fare, ma il patto generazionale, appunto, e sarà sempre più difficile, secondo me, man mano che cresciamo, un po' per esigenze, per cultura, anche che la diversità culturale all'interno di un'azienda adesso diventa molto molto importante, cosa che magari 30 anni fa non c'era. Intendi tra generazioni? Tra generazioni, e quindi l'interazione anche tra queste generazioni cambia radicalmente rispetto a una volta. Banalmente prima vi dicevo dei computer in produzione. Se non avessi quelli io non avrei ragazzi giovani che lavorano con me, perché appunto hanno bisogno, nativi digitali, hanno bisogno anche di strumenti digitali, poi sono affascinati dall'analogico, quindi da usare le mani, però che era una cosa scontata per la generazione di mio padre. Il digitale non esisteva, era solo martello, martello, martello. Io dico spesso a mio padre: non si lavora solo col martello, non si è lavorato solo se ci si è sporcati da tutte. Probabilmente si può lavorare comunque anche senza essere molto sporchi. Quindi anche banalmente ti faccio questo esempio, proprio a livello culturale all'interno dell'azienda, il luogo dove lavoriamo lo chiamavano officina. Adesso io è anni che continuo a dire si chiama produzione. Cioè, è molto banale. Le parole sono importanti. È molto banale se ci pensiamo, ma è fondamentale nel far capire anche con chi lavori cos'è e come si deve comportare. Carlo, ci hai dato uno spunto, credo, bellissimo, che mi dà il là per chiedere a Filippo la questione anche delle differenze generazionali. Cioè, quando si parla di passaggio vuol dire che c'è una generazione precedente e una più giovane che devono dialogare anche dal punto di vista di come fare venire il passaggio e di come regolarlo grazie al ruolo, insomma, di una banca e non solo quello della banca. Per la tua esperienza, quanto è facile questo tipo di dialogo o quanto è difficile? Dire difficile è riduttivo. Ok. Nel senso che non diamo per scontato una cosa: non è che il passaggio generazionale da padre a figlio viene sempre, anzi, statisticamente, molto a spanne, solo il 30% di un'azienda passa alla generazione successiva, e di questo solo un 10 largo circa passa alla terza generazione. Questo perché? Perché o il figlio, la figlia, i figli hanno determinate skills e c'è sintonia e continuità, o si fa male. Tante volte io mi trovo veramente a parlare con imprenditori che sono ostinati nel voler passare necessariamente il testimone al figlio, ma se il figlio non ha le caratteristiche distintive per ricoprire quel ruolo lì, non è colpa sua. È molto più bravo a fare il medico, è molto più bravo a fare l'avvocato, è molto più bravo a fare il giardiniere, è molto più bravo a fare l'artista. Questo è un tema molto importante, perché l'azienda sia un valore affettivo, e ci sta perché è vista sempre dall'imprenditore ed è giusto così, come un figlio, però l'azienda comunque è un'attività economica che dà da mangiare, nel caso di Carlo, a 20 famiglie, cioè fa del bene al territorio. Carlo, oltre a fare del bene a se stesso, fa del bene al territorio, dà da mangiare a 20 famiglie, che non è cosa così scontata, ricordiamoci sto dettaglio. E quindi se c'è una figura che ha le caratteristiche distintive per ricoprire quel ruolo lì, si procede. Se no, soluzioni alternative ce ne sono, anche più efficienti, non è che deve per forza essere soluzione più efficiente quella. A monte è proprio quello il ragionamento del passaggio generazionale, perché il patrimonio di una persona, adesso stiamo parlando di azienda, il patrimonio di una persona non è solo l'azienda, il patrimonio di una persona è azienda, immobili, ci sono
in Italia più immobili che persone, ok? Liquidità, barche, gioielli e via discorrendo. E quindi il patrimonio totale di una persona, di un imprenditore, non è che corrisponde al 100% nell'azienda. Capita spesso e volentieri che per favorire il passaggio generazionale si dica ok, il figlio A o Carlo, adesso mi invento, passamela, è quello che ha le caratteristiche distintive più dotato a prendere in mano le redini dell'azienda. Maria, che è la sorella gemella di Carlo, in un mondo che non esiste, fa il medico, è un bravissimo medico. E allora ci si mette d'accordo con gli anni, emerge questa cosa qua, e il padre, che sia tramite testamento, che sia tramite altre 1000 soluzioni, non è, la soluzione viene dopo, è capire il problema, condividere il problema, la tematica, condividere la tematica e dire ok, io ho un patrimonio di 100 euro, 50 euro è l'azienda, la do in mano a Carlo, 50 euro sono gli immobili, chissà cos'altro, i risparmi in banca, li do in mano alla sorella gemella che non esiste di Carlo. Faccio contenti tutti e due, ma devono parlarsi tra di loro. La cosa più importante è implementare sempre di più la comunicazione, non perché si è sempre fatto così, non perché gli altri fanno così. Io penso di non aver mai fatto una soluzione, trovato due soluzioni uguali per due aziende diverse, cioè una soluzione uguale, perdono, per due aziende diverse. Mai. Ogni volta la soluzione è diversa e soprattutto la soluzione cambia, dicevo. E il testamento, che è un banalissimo foglio di carta, ci si mette 5 minuti a scriverlo, ma non è tanto scriverlo, è capire cosa e come scriverlo. Quello è il tema. E il testamento è un altro, purtroppo, un'altra tematica purtroppo di cui l'italiano medio non ne parla. Perché? Vuoi che sia scaramantico, vuoi che è un tema un po' delicato. Tu immagina, Gianluca, che in Italia solo il 13% della popolazione ha scritto testamento. Vuol dire che se io suono in un condominio da 8 appartamenti, suono 8 campanelli, solo uno mi risponde. Gli altri 7 si affidano passivamente a quello che dice la legge. Giusto o sbagliato che sia, ma almeno devo essere consapevole a cosa vado incontro e a cosa vanno incontro i miei eredi. Perché l'ultima cosa che voglio fare è vedere dall'alto della nuvoletta i miei figli o i miei nipoti che litigano per un patrimonio che non ha senso. Devono fare l'esatto contrario, devono valorizzare il patrimonio, che sia continuando l'azienda, che sia valorizzando una casa al mare, che sia... la cosa importante è, come ha sempre fatto Carlo, parlarne sempre comunque con i vari interlocutori dell'azienda e non, perché lui ha 2 aziende. L'azienda familiare era quello uno dei piani B e l'azienda che ha formalmente strutturato la settimana scorsa sposandosi, che è quella il perno, perché tutto quello che fa Carlo, tutto quello che fa l'imprenditore, tutto quello che faccio io, tutto quello che fai tu, Gianluca, lo fai per soddisfazione personale, per soddisfazione della tua famiglia e dei tuoi figli. Punto. Il resto viene in secondo, terzo, quarto piano. Insomma, c'è una questione di pianificazione, che vuol dire anche poi dare concretezza alle proprie volontà e quindi guardare avanti. Ho visto, Carlo, che annuivi parecchio rispetto a questo che ci stava raccontando Filippo. È un tema che senti forte. Sì, è un tema che tutto quello che ha detto Filippo in realtà è parte del mio percorso, è stato parte. Noi come famiglia abbiamo preso una strada appunto di fare una successione tra vivi, ok? Che banalmente, dove ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto cosa ne vorremmo fare, no? Di questo, giustamente si parla di patrimonio, il patrimonio, ci sono intangibili, tangibili, le emozioni, capire chi dovrà fare cosa, perché poi anche questo è molto importante, capire chi è interessato a quell'attività, chi ha le caratteristiche, chi non le ha e magari gli cade in testa un macigno il giorno in cui, e cosa ne sa. Cioè, ci sono tantissime cose che si intersecano. Noi ce lo siamo chiesti un po' di anni fa, abbiamo fatto un percorso e adesso le cose sono chiare,
potranno cambiare? Probabilmente sì, il mondo è in evoluzione, quindi ripeto, non c'è niente scritto nella pietra, però avendo consapevolezza e avendo creato conoscenza anche all'interno della famiglia, si sa quali sono le cose che potranno succedere e come dovranno essere affrontate. Grazie Carlo. E questi sono temi secondo me molto importanti, perché nella quotidianità dopo, spesso e volentieri, io in primis, che sia chiaro, si va a perdere tempo per cercare di magari risparmiare 3 euro o 5 euro per andare a comprare, che sia il latte o che sia la polizza della macchina, non lo so, o i bolli, cioè qualsiasi stupidaggine, e dopo le cose importanti non vengono affrontate. Il tema importante è: mettiamo l'ordine delle cose importanti e condividiamo queste cose importanti, e il ruolo della banca è affiancarsi tempo per tempo, non correre insieme, è camminare insieme tempo per tempo, perché se lo si fa prima si previene le cose, non è necessario fare un piano B. Se si arriva con il problema in mano, no, non si va con la patacca già fatta, non si va da nessuna parte. E non è così scontato quello che sto dicendo, nel senso che spesso e volentieri, purtroppo, mi capita di affrontare delle tematiche quando è troppo tardi, di venire a conoscenza di tematiche quando è troppo tardi. Se invece il rapporto con la banca è duraturo nel tempo, è una partnership, è un patto, il famigerato patto di successione, deve avvenire anche con i vari partner. Come io vado dal medico una volta all'anno, come mi faccio la pulizia dei denti ogni 6 mesi, come faccio la revisione della macchina ogni 2 anni, oneri e onori, devo dedicare mezz'ora, un'ora, 2 ore ogni 8 mesi con i consulenti dedicati. Questo è il tema fondamentale, con cose importantissime, perché sono il perno di tutto ciò che dopo girare attorno alla gira famiglia. attorno. Questo sta ridefinendo insomma anche il ruolo tuo e di chi fa il mestiere che fai tu, che è un mestiere appunto di accompagnamento attraverso un percorso di vita. Io devo dire, mi aspettavo in questa chiacchierata che avremmo parlato soprattutto di solidità finanziaria durante un passaggio, invece non ne abbiamo parlato per nulla, perché probabilmente sono altri i temi che ci stanno sotto e che alla fine fanno davvero la differenza. La solidità finanziaria è importante, ma è un di cui. Esatto. Non è lo Sono d'accordo. scheletro, è un di cui. Non è che non è un tema, assolutamente. Però prima parliamo dello scheletro e dopo andiamo a definire tutto il resto. Anche perché se c'è solidità di un patrimonio e tutto, ma non è stato deciso come verrà gestito e chi lo gestirà o come verrà diviso l'azienda, eccetera, quel patrimonio, quella solidità potrebbe svanire molto velocemente. Quindi è un di cui di tante attività che si fanno prima, di aspettative che hanno le persone, di idee che hanno gli imprenditori, ma soprattutto bisogna mettersi a fianco qualcuno che ti faccia vedere degli scenari, i to be, e poi decidere quale to be prendere in maniera molto consapevole, perché quello sarà il futuro del tuo patrimonio, della tua famiglia e soprattutto della tua azienda, perché la famiglia può essere formata da 1, 2, 3, 5 persone, le aziende possono essere formate anche da 3.000, 4.000 persone, no? Le più grandi. Quindi è molto importante e dobbiamo imparare anche da tante nazioni estere dove questo viene fatto alla base, non solo perché c'è il codice civile, ma perché è una necessità appunto di dire, boh, oggi facciamo questo, domani sarà così e dovremo capire cosa sarà quel domani, perché è molto importante lasciare al futuro qualcosa di solido, concreto e soprattutto che non ci siano problemi tra le persone poi, no? Carlo, mi sembra evidente da questa chiacchierata che il tuo caso, quello che ci stai raccontando, è un caso virtuoso di chi ci ha pensato, ci continua a pensare e ha pianificato. Speriamo. Permettimi di fare una Certo. domanda, una cosa che se tornassi indietro di qualche anno ti diresti no, questa andava fatta diversamente. Io lo faccio tutti i giorni. Cioè, Ce ne racconti una? In maniera molto concreta a livello produttivo, proprio in produzione, quando io sono in produzione,
magari ieri ho parlato con due miei colleghi di un'attività che andava fatta in un certo modo, io la notte scorsa ci ho pensato e il 50% di quello che ho detto non era così corretto, quindi oggi tornerò in azienda e dirò ok, del 50% teniamolo e il resto sistemiamolo, facciamo in un altro modo. E questo per confermare quello che ti dicevo prima. Essere sempre in evoluzione, stare sul mercato, stare vicino a dei partner esterni che ti possano consigliare bene è fondamentale per il futuro del nostro territorio, perché non dimentichiamoci che è stato depredato per scelte sbagliate poco lungimiranti da imprenditori, dagli stessi imprenditori, e dobbiamo ricostruirlo, e credo che la mia generazione e le generazioni che verranno dopo di me dovranno avere come focus questo: territorio, solidità e scelte giuste. Insomma, un impegno che non è solo tuo personale, ma quello che rappresenta un po' tante persone che si trovano in una situazione in qualche modo analoga, simile Certo. alla tua. Filippo, vorrei concludere con te con una vista un po' d'insieme, nel senso che tu quotidianamente incontri tante imprese, tante realtà che sono magari a uno stadio diverso, sia del passaggio generazionale sia culturale. Qual è, diciamo, la fotografia che tu hai della situazione, e quali sono anche gli errori più frequenti che magari possiamo approfittarne qui per provare a risolvere appena appena? La fotografia è frizzante e variegata. Vedo che c'è tanto capitale umano. Questo è il messaggio più importante che voglio trasmettere, che è l'unico capitale che veramente conta, perché prima viene il capitale umano e dopo viene il capitale economico. E vedo che c'è tantissimo capitale umano. Quello che vedo io, e lo dico in modo molto costruttivo, è che bisogna sempre cercare di implementare la comunicazione e il flusso di scambi informativi con tutti, tra tutti. Non parlo solo di padre e figlio in azienda, ma tra, come hai fatto l'esempio bellissimo tu adesso Carlo, con le risorse in azienda, con i vari partner. Non aspettare a interagire con qualcun altro quando c'è la necessità, ma interagiamo con il prossimo per il bene di interagire con il prossimo, per tenerci aggiornati. Perché se ci sono questi flussi informativi aggiornati, allora tutti riusciamo a dare del meglio, a fornire reciprocamente il miglior servizio. Io lavoro in una banca del territorio. Banca del territorio vuol dire far del bene al territorio. E io dico sempre che se il sabato mattina mi trovi in piazza, tu non dovevi vedere l'ora di offrirmi il caffè, perché quello è l'obiettivo mio, o l'aperitivo, dai, se ci vediamo verso mezzogiorno, dai, per favore. E l'obiettivo è quello. Quello lo si fa come? Cercando di interagire e non guardare all'obiettivo a breve termine, cioè non guardare al trimestre, ma guardare a 3 generazioni. Il 3 c'è sempre, che è un numero perfetto, ma non a 3 trimestri, ma a 3 generazioni. Questo per me è e sentendosi, non dico ogni 3 minuti, però almeno ogni 3 settimane sentiamoci, ogni 3 mesi, vediamo a seconda dei casi. Insomma, un percorso di accompagnamento. Mi permetto di provare a tirare un po' le fila di quello che ci siamo raccontati, perché insomma il passaggio generazionale è fatto di strumenti, è fatto di tecniche, è fatto di soluzioni che richiedono anche competenze specifiche, ma prima di tutto mi sentirei di dire, in base a quello che è emerso, è fatto di comunicazione, è fatto di cultura, è fatto di prendersi cura del tema anche attraverso un arco di tempo che appunto affronta e riguarda più di una generazione. Allora siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata. Lasciatemi ringraziare ancora Carlo, che lo ricordiamo è l'operation manager di Unimec, che è una realtà che dal 1992 si occupa di assemblaggi meccanici conto terzi, e lasciatemi ringraziare anche Filippo di BVR Banca Veneto Centrale, esperto di wealth management, gestione del patrimonio e non solo. È stata davvero un'interessantissima chiacchierata. Anche per me, grazie mille. Anche per me e grazie a voi. Grazie. Quindi, per riassumere, il passaggio generazionale non si subisce, ma si pianifica. Gli strumenti legali e finanziari proteggono sia l'impresa sia l'unione familiare, e la banca è il ponte che garantisce che il valore resti sul territorio. Passate in filiale per richiedere una consulenza personalizzata per la vostra azienda, e non dimenticate di seguire la prossima puntata di Conti alla mano. Da Gianluca Dotti un saluto e a presto. Ciao!